9 partite da giocare, obiettivi diversi ma stessa urgenza per Venezia e Cremona, che vogliono cavalcare il momento positivo nell'ultima sfida della 22esima giornata. Burns è il primo ad arrivare, non vuole attaccare, con grande saggezza mette nelle mani di Willis, che poi vede Owens. E adesso Parks decide di andare, mano sinistra, arriva l'aiuto di Owens che concede la seconda tripla a Kabengele. Facciamo la doppia cifra per Kabengele in meno di 6 minuti. Grande difesa e palla nelle mani di McGruder, che vede l'area vuota davanti. Owens, Eurostep e soluzione mancina. Poser però qui con esperienza segna e avrà anche il libero. Owens va a bloccare, rimpiazza Davis che poi riparte dietro schiena. Tiro molto complicato, canestrone. Criston arriva a bloccare Burns che riceve, e poi l'extra pass per Owens, che canestro. Burns non di prima, butta fuori da Jones, azzerati i vantaggi, ma Criston costruisce con una grande partenza. Pick and roll, Ennis, Kabengele, alzata e schiacciata, più 11. Willis se la tiene, 40 secondi, 2 per 1, è probabile che si alzi per la tripla. You know, guys came out hitting shots. We played well to start the game, and you know we knew they were going to make a run. They're a professional basketball team. They have good players over there, so we expected them to make a run. But second half, we had to start the way we started the game. Ennis ha la palla in mano, ma solo 6 secondi per tirare. Trovato ancora Kabengele. Bella l'alzata di Willis, come sempre molto in alto Tariq Owens. Recupero di Whittle e poi l'assist per Parks, che va a prendere la palla a 3,5 metri. Ennis guarda dentro il movimento di Kabengele che riceve, subisce il fallo da Nikolic. Poser cerca Willis, è il suo momento. McGruder lo sa, fa l'aggressivo ma poi si espone e Peyton Willis non sbaglia l'arresto. Layup, rimbalzone di Davis, 4 secondi, l'ultimo tiro del terzo quarto è di Cremona ed è un buon tiro, e Jones lo manda a bersaglio. La soluzione di McGruder, arriva il 4-0 che non ci voleva per la Vanoli. Poi va da Moretti che gliela rimette in mano. Sims costruisce, Wilcher finta e tripla, non si muove neanche la retina. Wilcher prova il dai e vai tenendo dietro Criston che spinge a 2 mani, poi Sims la prende ma non si accontenta, la mette per terra e va a schiacciare. Lacey scende e alza per Owens che si fa un altro sprint. Finisce 87-70, l'Umana Reyer Venezia batte la Vanoli Cremona, vince la 12ª partita, resta in corsa nella sua rincorsa ai playoff. Battuta d'arresto per Cremona che ci può assolutamente stare. Kabengele, signore della partita. It's just a matter of preparation. Coaches did a good job preparing. Guys were focused. We had a whole week off. We're out of the Euro Cup, so we have a lot of time to prepare. Cremona's a talented team, so we knew we had to guard them one-on-one. And once we guarded them on defense, we had confidence on offense, so that's why shots were falling, the ball was moving, and that's why I was able to play the way I was playing.